Amici bellini, andiamo a registrare perché io ho aspettato per qualcosa di pregnante. Non possiamo fare altro che proiettarci verso la prossima giornata. Un po' di confronti tra i giocatori del Napoli e del Milan. Tutti parlano di questa quinta giornata che ha dei parallelismi con la giornata, con l'anno scorso praticamente, ma più per il Milan che per il Napoli. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Nicola Sepe e a tutti gli iscritti, grazie mille. Questo è un video che non va in hype perché non c'è niente da cercare, e semplicemente se lo guardano chi se lo guarda? Chi sta già in prepartita e non può aspettare. Avrei preferito una partita di Serie A oggi per distrarci un pochino, e invece si gioca domani e quindi noi con calma ci avviciniamo. Purtroppo ci saranno dei momenti di accavallamento, cioè un giorno come oggi che non ci sono notizie, e poi ci sarà un martedì pazzesco dove saremo in post Milan e in pre Sporting, quindi voi lasciate un like. La risposta di tutto questo è lasciare un like. Partirei, se ci spostiamo dalla situazione Napoli-Milan. Questi confronti che spesso si fanno giocatore per giocatore lasciano il tempo che trovano. È uno spunto che cerco di inventarmi per portarvi qualcosa, ma è difficile quando i moduli sono diversi, quando il piano gara è diverso. Come fai a dire se è meglio un Salemaker e un Di Lorenzo? Avranno un compito in campo diverso, al massimo li puoi accomunare con Politano. Insomma, ha senso farlo magari sui portieri, perché giustamente fanno i portieri e quindi quello devono fare. Maignan con Meret. Ecco, Maignan è uno di quelli che spesso ha dimostrato di avere la parata, quella là fondamentale, anche il miracolo in canna, e anche qualche amnesia dove io come battuta dico male Meret qua, nel senso che noi siamo sempre pronti ad accusare i nostri portieri di qualche defezione, e spesso, se vai a vedere le altre partite, anche altri portieri fanno delle stupidaggini ogni tanto. Quindi tra Maignan e Meret si può preferire Maignan, ma onestamente anche Meret ha dimostrato, ricordiamo la parata del rigore proprio contro Gimenez col Milan. Insomma, Meret ogni tanto ci toglie delle soddisfazioni. Poi stiamo dando per scontato, vedete, loro lo portano a 51%, stiamo dando per scontato che giochi Meret. Potrebbe aver senso mantenerti un Milinkovic-Savic per la Champions, dove possiamo immaginare che ci saranno spazi più ampi, magari difese più alte. Io non credo che il Milan ti concederà una grande profondità. Vedendo gli XG anche subiti dal Milan, stanno abbastanza accorti e creano anche in avanti, quindi è una partita che potrebbe essere equilibrata. È una partita dove io immagino un Napoli un pochino più in attacco rispetto a un Milan magari più guardingo, però si gioca a Milano e il Milan sta vivendo anche un periodo di fiducia, c'è molto entusiasmo, e quindi ci potrebbe essere un colpo uno e un colpo un altro, sperando in una partita bella, sperando in una partita di grandi colpi. Tomori, ritornato al centro del progetto dopo qualche periodo non ideale. Gabbia, proprio il giocatore. Ecco, a me piace riprendere una definizione del mio amico Angioletto, il difensore normale. È un bellissimo complimento che abbiamo dato in questi anni a Rachmani, e Rachmani è un altro di questo tema. Ora, posso mettermi a confrontare Tomori con Di Lorenzo? Ha poco senso, ve li potete immaginare voi. Ecco, pensate al fantacalcio. Voi non tifosi magari li schierate i giocatori del Milan contro il Napoli primo in classifica, li schierate i giocatori del Napoli contro un Milan che comunque sta in forma? Riflettiamoci. Un Tomori potrebbe essere un giocatore che su calcio piazzato può indovinare un colpo di testa. Un Di Lorenzo è un giocatore che con le sue sovrapposizioni, se riprende un po' di fiducia, perché questo molto vale lo stato di forma, molto vale come si sentono in questo momento. Però se Gabbia non ha dubbi di giocare, su Beukema ieri, come abbiamo chiuso il video ieri dove io vi parlavo di Beukema Juan Jesus come prima idea, poi Sky ci dice no, ma forse guardate che Rachmani gioca perché ha recuperato eccetera eccetera. Io leggo, lo metto in descrizione che Sky ci porta questa cosa, però oggi Sky fa un minimo di passo indietro, dice forse
se non si vuole rischiare, e secondo me ha più senso, visto che nel recupero di quelli che sono gli infortuni, se poi avviene una ricaduta, siamo in grande difficoltà. Quindi da queste formazioni possiamo capire già una cosa, che il Milan è praticamente nel pieno dei loro titolari. Se non fosse altro che un Leao, probabilmente sarebbe titolare e sarà titolare quando recupererà il massimo della forma, e anche per Leao si parla insomma di possibile ingresso a partita in corso, magari un 20 minuti, 30 minuti finali. Quindi confermato Juan Jesus, speriamo che continui a fare le grandi prestazioni che ha cominciato l'anno scorso ogni volta che è stato chiamato in causa al posto di Buongiorno, che sappiamo oramai la fragilità che ha, e dall'altra parte un Pavlovic che sorprendentemente è forse più forte sui calci piazzati. Gli ho visto tirare un calcio di punizione pericolosissimo, inaspettato, ma che in difesa nel duello, ricordiamo come perse quel duello con Lukaku, e vediamo se Højlund sarà capace, magari perché qua ci porta Højlund al 95% e secondo me ha senso partire con Højlund. Saelemaekers, un giocatore super sottovalutato che io ho imparato ad apprezzare, all'inizio non mi convinceva tantissimo, forse nelle prime annate al Milan, poi è andato dove è andato, un po' al Bologna, un po' alla Roma, e ha fatto molto bene e si sta prendendo la fascia, perché è un giocatore che come Politano ha la possibilità tecnica, ma fa tanto anche sacrificio, tanti movimenti senza palla e anche tanta difesa, quindi giocatore perfetto per quelle che sono le idee di Allegri. E qua ci portano Spinazzola, però io insisto, Spinazzola un po' calma, perché ci serve tantissimo per sostituire Di Lorenzo in Champions, e quindi se proprio Gutiérrez non è ancora all'interno di certi meccanismi difensivi, io sono convinto che Gutiérrez potrà essere un'arma a campionato avanzato, però deve dare delle garanzie a livello difensivo che lo stesso Spinazzola non è che, se vogliamo, non è che ti dà, perché Spinazzola è un altro che va molto, Olivera va di meno, però anche Olivera nell'uno contro uno con Dodò lo ha sofferto, quindi lì io spero che prima che poi Gutiérrez possa trovare minutaggio, perché secondo me è un'arma per riempire quella fascia dove siamo asimmetrici, lo sappiamo con questo modulo. Spinazzola lo fa molto bene, anche la capacità di entrare dentro al campo con il suo piede preferito, gli esce proprio il gol che solo Spinazzola può fare da terzino sinistro che diventa un attaccante aggiunto, e quindi lo ricordate Zuniga che faceva l'esterno a sinistra, però con tutta la sua fantasia, il suo dribbling e la sua capacità col destro di entrare dentro al campo. Fofana portato in vantaggio su Loftus-Cheek, che ha più propensione offensiva. Fofana può stare lì a schermare un pochino il Modric, che ovviamente rappresenta il regista di questo Milan. Fofana viene messo a paragone con Lobotka, in realtà tu devi mettere a paragone Modric con Lobotka come zona del campo, anche se la tentazione è quello di mettere a paragone, e ovviamente vanno loro in copertina perché sono i due giocatori più rappresentativi forse della Serie A in questo momento, sono arrivati alle loro età, ma è uno spettacolo vederli entrambi. Io non sono di quelli che mi coccolo De Bruyne e poi dico che Modric è vecchio e anziano e bollito, no, perché lo stiamo vedendo come tocca il pallone, come con personalità si è preso in mano la squadra, è un bel vedere onestamente per gli amanti del calcio, quindi la tentazione di mettere a paragone Modric e De Bruyne è grossa. Come Rabiot può essere messo in parallelo con McTominay per molti motivi, non solo per la sua capacità di inserimento, per quello che dovrebbe portare anche in termini di gol, di fisicità, ma anche perché è uno di quegli acquisti fatti in extremis dal Milan, e quindi tutti i paralleli che si stanno facendo, il Milan che è senza coppe, il Milan che arriva nono mi pare l'anno scorso, come il Napoli arrivò decimo, il Milan che fa il mercato nel finale mettendo a segno dei colpi così come fece il Napoli. Adesso il Milan deve affrontare il Napoli così come il Napoli affrontò la Juventus
nella quinta giornata dell'anno scorso e lì ci fu uno 0-0 che molti dissero scialbo con pochi tiri in porta. Io però ricordo una parata di De Gregorio pazzesca che rimase un po' nascosta in quella partita. Quindi come Rabiot lo mettiamo in contrapposizione con McTominay, e voi mi dovete dire cioè non ve lo dico io, McTominay meglio di Rabiot, certo, però Saelemaekers in paragone con magari con Politano, che ha più senso come caratteristiche, e Stupignan, che è un giocatore che è stato molto chiacchierato anche in ambito Napoli. Pare che il Napoli fosse interessato, e Stupignan tutto mancino, alle volte sembra un po' come tocca il pallone non perfetto, non fluidissimo nei movimenti, però qualche assist lo può portare visto che fa tutta la fascia e arriva fino in fondo. Quindi Stupignan andrebbe messo a paragone con Gutiérrez, nemmeno tanto con il nostro Spinazzola. In attacco Giménez si è sbloccato, sta avendo un periodo un po' così, non tanta fiducia intorno a sé, arriva Nkunku, forse Allegri pensa di utilizzare anche Leao e Pulisic in avanti e quindi rinunciare a una prima punta di ruolo. Non è arrivato un Vlahovic, non è arrivato un Højlund che forse il Milan avrebbe voluto, e quindi Giménez diventa un'arma a cui il Milan si deve affidare nel frattempo che arriva il recupero di Leao. E Pulisic è uno dei miei preferiti, uno di quelli che avrei voluto, pagato anche poco per quello che poi ha reso nel Milan, oltre alle sue capacità, perché fa un po' di tutto, c'ha dribbling, c'ha finalizzazione, c'ha assist, c'ha un po' di tutto, si porta dietro anche tutta una serie di tifosi americani, è evidente pensarlo. Io mi sento sono giornate in cui mi sento un po' escluso. Mi sento un po' escluso perché tutti non fanno altro che parlare del film e io non lo posso vedere, non posso partecipare a questa gioia collettiva. Vedo questi mini clip che mi esaltano, che mi incuriosiscono, devo aspettare. Insomma, il presidente ha detto sembra quasi che sai poco. Allora, voglio vedere proprio se i 9 milioni che ho seguito la conferenza stampa, i 9 milioni di Instagram, se vanno tutti al cinema, a parte che su Instagram ne porta 5, a meno che il presidente non si riferisca a dei numeri interni di seguaci che magari non hanno cliccato il segui, il che è una cosa che è valida perché anche io so che guardano i miei video molti più dei 28.300 a cui siamo arrivati, perché ho le statistiche interne e so che potenzialmente ci sono 75.000 tifosi del Napoli che hanno visto almeno un video. Però presidente, a parte che io da solo sono all'estero e quindi seguo il Napoli, ovviamente lo seguo con i 2 account, sia con Azzurra Fluido che con Valerio Fluido, e non posso venire, quindi già sono 2 invece di un tifoso, 2 segui invece di un tifoso che però sta all'estero, e quindi all'estero noi abbiamo delle difficoltà, e quindi capisco la voglia di fare cinema e di lanciarlo al cinema, però insisto col mio messaggio: lanciamolo sulle piattaforme internazionali. Perché il presidente ha detto lo voglio fare tutti gli anni, non importa se vinciamo o meno, è un modo di raccontare lo storico della squadra ed è bellissimo, mi piace tantissimo. E che bello, più contenuti ci sono sulla tua squadra, sulla mia squadra del cuore, meglio è. Però date accesso anche ai tifosi all'estero, altrimenti Netflix.it già non va bene. Fatti la VPN, vabbè, posso seguire la mia squadra senza far finta che sia in Italia? Sì, dobbiamo invogliare i tifosi all'estero per aumentare il fatturato, per trovare nuovi tifosi. Quindi se si può fare Amazon.com, ParamountPlus.com, cioè in maniera più veramente internazionale, da Napoli al mondo. Facciamolo. E quindi questa è la situazione. Io non sono sicurissimo che poi saranno questi i titolari, però i dubbi non sono tantissimi. Vediamo la panchina. Ecco, sulla panchina forse il Napoli in panchina mi convince più del Milan, se c'è abbastanza equilibrio tra i titolari, già paragonando un Milinkovic-Savic con un Terracciano. Milinkovic-Savic è a tutti gli effetti un potenziale titolare in molte squadre di Serie A. De Winter può far bene, può crescere. Atekame, una scommessa a tutti gli effetti, così come Bartesaghi sulla sinistra. Odogu, ma non ho proprio idea. Loftus-Cheek è sicuramente un potenziale titolare, così come Ricci, Leao e Nkunku. Però noi abbiamo delle armi importanti, perché abbiamo Elmas che è già entrato nelle varie rotazioni. Non dimentichiamo Neres, vi prego, non dimentichiamo
Neres, perché è vero, siamo tutti curiosi di vedere Lang, ma Neres sappiamo già quello che ci può dare. Lucca, abbiamo visto il grandissimo gol che ha fatto, e in difesa, se è vero che Marianucci rappresenta il futuro, comunque se non gioca titolare ai Rachmani, Olivera è comunque un titolare della sua nazionale, Gutierrez ne abbiamo parlato, e insomma Gilmour, ci sono molte frecce che possiamo aggiungere al nostro arco, e dobbiamo... arco si dice? No, alco quello è l'alcol, che a volte diventa Arcor, ma quello è un altro, Arcore, che è tornato Galliani al Milan. Quindi questa è la situazione. Avevo pensato di fare i pronostici, le altre squadre eccetera eccetera, ma chi se ne frega, nel senso che non sono un creator di fantacalcio per ora, ancora, chissà se nel futuro qualcosa succederà, ma non è ancora il momento, non siete ancora interessati alle mie cose, alle formazioni che ho messo, quindi io credo che questo giocatore possa far bene eccetera eccetera, lo scopriremo piano piano. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, sono pronto per la conferenza di domani. Se avesse fatto la conferenza Allegri oggi sarebbe stata ancora meglio, perché avremmo potuto analizzare le sue parole, sarà una schermaglia dialettica molto interessante, poi partita, poi reaction, poi l'analisi e poi si va subito in Champions, non c'è tempo da perdere.